rincorsa di Caturano, la parata di Dini, la controparata di Dini, la controparata, ragazzi, che calcio, la parata di Dini, la controparata di Dini, ragazzi, che calcio, vediamo di arrivi di testa, Roberto Inglese, ragazzi, grande gol, grande Roberto Inglese, solo tu mi puoi capire. Sì, solo tu mi puoi capire che noi siamo diventati così sodali, amici, con 2 gol e una parata del genere. Tu sei diventata con me il portafortuna del Catania. Allora, adesso 10 minuti di vergogna. Di vergogna assoluta. I cambi di posto. Il bello qual è stato? Che mi ha levato lui. Mi ha levato lui. Buonasera, intanto benvenuti a Corner, una trasmissione come avete già immaginato, potete capire, tutta in progress sicuramente, ma con delle incursioni strane di Patanè. Allora Angelo, questa abbiamo detto noi la scorsa settimana che è la formazione perfetta, e siccome noi non siamo superstiziosi, abbiamo detto se il Catania vince e passa il turno, questa è la famiglia che a casa, perché non siamo superstiziosi, perché già il Papa lo hanno già eletto, quindi problemi non ne abbiamo. Rimane per tutta la popolazione il Catania e Corner, e vogliono vedere Michele, Vagliasindi, te, Giulia e Mary. Stiamo veramente iniziando con il piede sbagliato stasera. Buonasera ad Angelo Micale. Buonasera. Grazie Angelo, buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Posto da cambiare comunque. Posto da cambiare, vediamo, facciamo qualcosa. Patanè non lo salutiamo, l'abbiamo già visto molto, abbastanza. Vado da Giulia, buonasera Giulia. Buonasera a tutti voi. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità c'è la nostra linea sempre attiva, il numero è 342 771 2855. Vado a salutare anche i cugini, buonasera ragazzi. Buonasera. A me Patanè sembrava il mago Ronzo con le mani, che con la sola imposizione delle mani può urlare fino a togliere il giacca e cravatta. Stasera Bemus Patanè. Va bene ragazzi, fra poco veniamo anche da voi. Come sempre però cerchiamo di non snaturare troppo le cose, cominciamo con la copertina di Corner, il montaggio è di Ottavio Longo e rivediamo che cosa è successo in questi minuti, più di 90 minuti, intensissimi ieri tra il Catania ed il Potenza. Buonasera da Angelo Patanè. Buonasera da Luca Di Gregorio, buonasera a tutto lo studio, buonasera ai telespettatori. Se i moscerini hanno portato bene, benvengano anche in questa partita, che è una partita secca e che racconta un'altra parte fondamentale del cammino della Catania nell'ottica di questi playoff. La partita nel frattempo è iniziata, parte il Catania con Anastasio largo a sinistra, si fanno vedere in tanti, soprattutto stoppa lo scarico per Anastasio, pallone che sorvola di poco la traversa. Cerviggio, la sua giocata lungo l'auto di destra del campo con Felipe che sbaglia il passaggio, arriva Menez, la battuta, poi la risposta da parte di Alastra. Attenzione per un retro passaggio venenosissimo da parte di Celli, innesca sull'auto di sinistra del campo il Potenza, la girata e stavolta Dini che si supera.
per il Potenza, lo schiavetto all'interno dell'area di rigore, pallone intercettato con un braccio, l'arbitro ha immediatamente indicato il dischetto del calcio di rigore. Caturano ha fatto il sottogol, ma non l'ha trovato Cellini, la rincorsa di Caturano, la controparata di Tiri, la controparata, ragazzi, che calcio! Roberto Inglese, ragazzi, Grande gol, Dal Monte. non perdona. L'avevamo detto Dal Monte. È finita. L'arbitro proprio in questo istante dice alle due squadre che la partita è finita. Che paura questo passaggio del turno. Allora, abbiamo rivisto il racconto della partita, Patanè, un attimino stai Sono tranquillo. rimasto senza voce, Ecco, difatti dai. oggi non parlerò per questo. Michele, hai sentito? Non parlerà Patanè, mi pare difficile. Però Michele ti devi fare ricordare una cosa amicale che E risale ora me la faccio agli ricordare. anni 2000. Allora, intanto vado da Michele per la partita di ieri. E poi ci proiettiamo anche perché chiaramente il discorso arriva subito al prossimo. Il fatto che si gioca ogni 3 giorni, praticamente già la partita di ieri è andata in archivio. In realtà è stata archiviata già ieri sera e soprattutto stamattina, al momento in cui si è scoperto chiaramente che l'avversario del Catania cambia tutto, già si lavora in funzione di quello che sarà domenica prossima. Parlando della partita di ieri, sicuramente il Catania ha fatto un'ottima prestazione, forse la migliore, anzi senza forse, sicuramente la migliore prestazione al Massimino della squadra, ha giocato davvero molto bene, non ha trovato purtroppo la via del gol, cosa che succede spesso a questa squadra, e poteva diventare un problema. Siccome il calcio è viene scritto dai migliori scrittori in assoluto di gialli, ecco che arriva per esempio proprio l'episodio del calcio di rigore, che per me non era calcio di rigore perché c'è una regola ben precisa. Il giocatore non aveva nessuna motivazione per prendere la palla con il braccio. Poi Sì, poi magari lo facciamo arrivato. sicuramente Celli non fa nulla per incontrare il pallone, però Muove il braccio. spiegheremo dal regolamento perché è stato giusto dare il rigore. Lo facciamo vedere, poi lo facciamo vedere. Però Dipendente dal comportamento di Celli. comunque a prescindere cambia poco, perché tanto certo. poi ci ha pensato Dini, quindi il problema non si pone. Ed è sicuramente un'altra cosa importante, un'altra chiave importante in questa squadra è proprio la grande prestazione del portiere. Non è soltanto la parata del calcio di rigore, non è soltanto la seconda ribattuta che poteva sembrare semplice ma non lo era, ma anche quella parata nel primo tempo, che anche quella poteva cambiare completamente il volto della partita. Soltanto che la cambi nel primo tempo hai il tempo di recuperare. Certo. Là il calcio di rigore mancano 8 minuti alla fine. Mi affido ad Alessandro Vagliasindi stasera che è vicino a te. Ho detto una parola. Non devi in questo momento. C'è Michele che sta parlando. Comunque, in definitiva, in ogni caso, è senz'altro un altro tassello importante. È chiaro che nella battaglia dei playoff non si è fatto completamente nulla, perché in realtà già dalla prossima partita si ricomincia completamente da capo. Stavolta sono partite andate e ritorno, però. Sì, sono partite da andare e cambia completamente anche da questo punto Allora di vista. facciamo una cosa, visto che stiamo parlando già, facciamo vedere quali sono stati gli accoppiamenti. Lo chiedo alla nostra regia. Frutto della mano di Fabio Pecchia, Che non è ha stata, estratto- diciamo, una mano per niente, benevola amica. per il Catania. Come Però l'anno scorso fu Brocchi che fece il sorteggio e fece incrociare Avellino e Catania. Anche quest'anno Pecchia, devo dire che No, ci ha messo del suo. Però c'è Vediamo una la grafica, differenza. eccola qui, guardate. Il Catania di quest'anno non è il Catania dell'anno scorso. Vediamo. Allora, queste sono le partite, Alessandro. Sì. Atalanta Torres, Gian Erminio Monopoli, Catania Pescara, Crotone Feralpi Salò, Vispesaro Rimini. La partita più difficile? Catania Pescara senza dubbio è la partita più forte, più di fascino, più di blasone. L'altra partita molto complicata è Crotone Feralpi Salò, perché la Feralpi Salò
nel mio borsino era una delle due squadre che avrei voluto evitare assieme al Pescara. Feralpiserolo è una squadra molto fastidiosa, ben allenata da Imodiana. Crotone-Feralpiserolo è un'altra partita che vivrà veramente sul filo dell'equilibrio. Allora, torniamo un attimino Alla partita. No, torniamo alla partita, vorrei sentire Patanè, che la partita l'ha commentata, stracommentata. Poi vorrei dire la mia. E poi, Allora, poi sentiamo anche quella di ieri. in 60 secondi. Quella di ieri era, secondo me, la partita Difficile, più... vabbè, Cioè, fra 60 secondi lo hai blocco. capito? Se tu mi dai 60 secondi e Io poi ti 60 metti a parlare con Michele... 60 poi... secondi io riparto da capo, guarda. riparti da capo. Esattamente, da questo momento 60 secondi. La partita di ieri, secondo me, era la partita più difficile in termini assoluti che doveva affrontare il Catania. Uno, perché avevo visto la potenza proprio 10 giorni prima e mi ero accorto di una squadra con grande fisicità e con uno spirito battagliero, una grande dirigenza che avrebbe voluto raggiungere questo obiettivo. Poi la partita ha dimostrato queste difficoltà, ma la partita ci ha raccontato un altro aspetto che è fondamentale nel calcio. Devi avere anche un fattore C che è fondamentale, che fa il paio con il fattore campo, che fa il paio con il fattore preparazione, che fa il paio con il fattore di una panchina che finalmente è diventata una panchina da seconda squadra titolare, piuttosto che una panchina di giovani rabberciata e malata. Quindi la partita di ieri ci dà la possibilità di guardare, non dico con ottimismo, perché qua l'ottimismo non ci deve essere mai, bisogna mantenere sempre alta la concentrazione, ma Catania-Pescara è una partita della quale ti parlerà Michele più approfonditamente, che evoca un grande fascino e che evoca un grande sforzo all'epoca di Telecolor, voluto proprio da quel signore lì che oggi è di fronte a me. Lo facciamo quando è il momento di parlare, perché ancora ci dobbiamo arrivare. Un minuto anche per Alessandro, dopo facciamo 2 messaggi e poi facciamo la prima sosta pubblica. Ora, Sì. tu gli stai chiedendo... È difficile, Patanè, per piacere. Vuoi Allora, Mary, riportare un po' di ordine? Mary, facciamo così, siediti qua perché il tuo posto perfetto è proprio qua. Facciamo lavorare vicino ad Alessandro. Allora, Mary è diventata la nostra mascotte, la rivedremo se tutto va bene con questa stessa identica formazione. Quando la rivediamo? Nella trasmissione di giovedì Va bene. della prossima settimana. Va bene. Mary, ti raccomando, allenati, preparati e noi ci vediamo domenica al campo e giovedì qui. Allora, Alessandro, Avevamo chiesto al Catania, dopo la partita col Giuliano, di migliorare in 2 aspetti. Sì. La continuità della prestazione nel corso della partita, quindi eliminare quelle pause in cui la squadra sembrava perdere il controllo del campo e eliminare le occasioni da gol concesse, insomma, con facilità alla squadra avversaria. Ieri in questi 2 aspetti il Catania ha fatto dei miglioramenti enormi, ha tenuto la prestazione per tutta la partita senza cali di tensione e difensivamente ha fatto una partita eccezionale, perché l'attacco del Potenza, per caratteristiche, per qualità, era un attacco molto molto temibile, e anche il centrocampo, il Potenza, soprattutto in Castorani, che era l'uomo in grado di poter fare Spostare gli equilibri. assolutamente, non ha toccato palla, perché il Catania ha lavorato di squadra, ha lavorato in 11, 10 uomini di movimento, hanno fatto insieme bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. Non so il voto che avrei dato poi in pagella a Toscano, ma 7,5. l'idea di mettere un giocatore di sostanza come Di Tacchio, che ha fatto una partita su Felipe. straordinaria su Felipe, che era l'uomo di intelligenza tattica e di chiudere, è stata una mossa decisiva, è stata determinante. Quindi questa è la sintesi per quello che ho visto io. L'altra cosa, e poi mi taccio, il momento in cui Caturano prende il pallone e lo posa sul dischetto, mi è rimasto proprio nelle orecchie il grido di un tifoso, che ovviamente non conosco, non so chi sia, della tribuna A, che ha detto a voce fortissima: vai Andrea. Quei 5 secondi dal vai Andrea al tuffo con la doppia parata di Dini e l'urlo dello stadio è un ricordo che conserverò a lungo. Allora, vado da Giulia.
E Antonio da Trecastagni ci scrive: mi sembra che ci sia troppo entusiasmo. Il Catania, soprattutto nel secondo tempo, ha mostrato le solite fragilità. Non penso che sarà una passeggiata da ora in poi, ma anzi tutt'altro. Ma quali fragilità? Se ce lo spiega magari possiamo anche analizzare. Aspettiamo magari un messaggio di risposta. Magari un messaggio Io tiri di in risposta porta arriverà. non me ne ricordo il Potenza nel secondo tempo, se non un tiro di Petrungaro abbastanza È agevole. un tiro nel primo tempo. Stop. Invece poi c'è chi ci scrive: bella partita per il Catania con Dini e Inglese che ci regalano la partita. E poi l'anno scorso era il giubbotto verde e ora invece il cagnolino tifoso, da Riccardo. E a proposito del cagnolino tifoso ci scrivono: ho un barboncino, ma dove ha preso il vestito per la cagnolina Patenè? Incredibile. Lui Mary è la fidanzata del mio cagnolino, che è un bassotto che si chiama Coffi, il cagnolino di Carola è di Ginevra, e quindi sia Coffi che Mary hanno praticamente la magliettina rossa-azzurra in questo momento celebrativa. Poi Dai, Filippo l'ultimo. Curva Nord: in 40 anni di stadio non ho mai sentito un boato così forte come quello di ieri sera per la doppia parata di Dini sul calcio di rigore. Magnifico. Bravo il portiere Dini anche in altre circostanze, da Benny. Buonasera, ieri un capolavoro tattico di Toscano. Nel primo tempo pressing alto di qualità e Caturano non ha praticamente toccato palla. Chissà, frustrato, ha anche sbagliato il rigore. Andiamo avanti. PS. Ma non ha Qui ci sbagliato il fermiamo rigore. Guarda che quello non è un rigore sbagliato, quello rigore è Lo commentiamo il rigore, fra poco abbiamo le immagini, lo possiamo vedere tranquillamente. È stato all'angolino, il portiere se va dall'altro lato. Poi sentiamo anche Dini su questo episodio. Si canta, Facciamo una sosta, ci vediamo fra poco. Rientriamo di nuovo insieme, facciamo un breve passaggio dai cugini e chiedo ai cugini di fare, di leggerci appena un titolo, dai, solo uno in questo passaggio. Abbiamo anche una cugina. Andiamo anche sì, una cugina in tutto questo. Allora facciamo il classico canchiera all'inizio, Ciccio, che intitola? Dini ego di segnare Bobby e Dini su una potenza. Il Catania continua a scalare gradini per tentare la salita. I paladini di questa vittoria sono senza dubbio Dini ed ancora una volta la dinamica coppia Dal Monte Inglese. Toscano analizza la gara coi Lucani. Partite come queste sono segnale che devi cogliere e che devi mostrare all'avversario, come il senso vietato che Dini ha sventolato in faccia a Caturano. Bello. A rigore parato ho sentito un boato così forte che per un attimo ho pensato stesse ruotando lettera. Sì. Come una dinamite. Esplodono in 14.000. Il boato ha superato il muro del suono. L'aeronautica di Catania ha chiamato i vertici per sapere se fossero ripartite di nuovo le frecce tricolore. Sì. Inoltre i cani da Cibali fino a Tremestiere e Teneo hanno iniziato ad abbaiare senza sosta. Forse anche lei. Sì. Infine, dal forte spavento, migliaia di uova sono state deposte ad unisono da centinaia di iadini. È giusto, mi sembra giusto. Giusto. Andiamo con i tre dopo, sul secondo spazio. Sì, grazie. Allora ci fermiamo un attimo qui, riprendiamo di nuovo la discussione sulla... Ci vogliamo fare subito una analisi del ranking dei playoff e poi torniamo su Catania Potenza. Solo per... Quindi vediamo quali sono le squadre che hanno passato il turno. sono rimaste in vita. Vabbè, ne abbiamo viste già. A eliminazione diretta. Se la regia ci fa vedere la grafica relativa al ranking dei playoff, la seconda in ordine di emissione, I famosi qui. gradini dei playoff. Esattamente. Ecco, per parlare con i cugini. Erano partite in 28, adesso sono rimaste in 13. La squadra col peggior ranking rimasta in lizza è l'Atalanta Under 23, che era 20ª. Devono ancora entrare in gioco le tre seconde sono Vicenza, Cerignola e Ternana. Dalla ranking potete vedere che tra il Pescara e il Catania ci sono 4 posizioni di differenza a favore della formazione abruzzese e poi questo lo approfondiremo dopo. Sono 2 squadre che hanno in questo momento la stessa serie di partite vinte consecutive, 4 tra le ultime 3 di campionato e la prima dei playoff per il Pescara. Il Catania ne ha fatte 2 in campionato e 2 ai playoff, quindi sono 4 vittorie ciascuno, per testimoniare proprio il momento di forma e la difficoltà per entrambe le squadre, a mio avviso, di questo incrocio. Allora, guardando, abbiamo già visto fra le altre cose anche il quadro completo. Abbiamo già detto che la partita più complicata è certamente quella fra il Catania ed il Pescara, però adesso faccio un'osservazione. Angelo, posso dire che è doppio la partita turno, più complicata per il Pescara che per il Catania? Stavo dicendo questo, che nel doppio turno, cioè tra andata e ritorno,
secondo voi il Catania ci guadagna rispetto alla partita secca? Vi faccio un'osservazione. Allora, in linea teorica sì, in pratica c'è secondo me un vantaggio importante per il Pescara, che è quello dei diffidati. Il Catania arriva a questa doppia sfida già con 6 diffidati, il Pescara 1. Allora, visto che ci siamo, facciamo vedere la grafica Facciamo vedere la grafica dei diffidati del Catania. Se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, la possiamo subito mettere in onda. Questo secondo me può essere un fattore che può avere un peso importante nell'arco della doppia sfida, perché ripeto, il Pescara parte da un solo diffidato che è Brosco, il Catania, guardate, già ne ha 6 e tra l'altro giocatori importantissimi, sono quasi tutti titolari o titolari aggiunti, e quindi questo è un fattore che secondo me può dare un vantaggio al Pescara. Condizionare? Sì, Alessandro, lo posso analizzare, però proprio l'elenco dei diffidati. Sì. L'elenco dei diffidati avrebbe fatto terrore se avessimo parlato del Catania di gennaio, di febbraio. In realtà ci sono lì dei diffidati, 2 centrocampisti come Sturaro e Quaini. 3, Di Tacchio. Esatto. E Di Tacchio è tutto sommato, però non è detto che nell'ottica della doppia sfida, cioè quella che si giocherà domenica, il toscano... Ma sai cosa, Angelo? Perdonami. Quello che tu osservi, secondo me, va anche abbinato alle caratteristiche dei giocatori, proprio dal punto di vista morfologico del Pescara. Pescara ha giocatori di taglia medio-piccola, anche a centrocampo, per esempio D'Agasso, la mezzala di fantasia, è un giocatore con caratteristiche di passo che può, secondo me, indurre al fallo d'ammonizione un nostro centrocampista. Lo stesso ti voglio dire che questi giocatori in ogni caso un cartellino a partita lo beccano comunque, cioè nella loro storia proprio questo tipo di giocatori allora dico, lo prendono la sempre. mia osservazione è che questo quadro di diffidati del Catania rispetto al Pescara nella doppia sfida potrebbe essere un vantaggio. Però Alessandro, essendo dei sostanziali doppioni di giocatori che comunque il Catania ha a disposizione, dovrà essere bravo Toscano a scegliere quel tipo di giocatore da poter rischiare nella partita di andata e quell'altro. Toscano ha detto chiaramente che non fa turnover, quindi Toscano farà una formazione che sarà forse copia e incolla di quella. Alessandro, potrebbe essere qualche piccolo cambiamento. Toscano anche nel post partita ieri in conferenza stampa, cui ero presente, ha detto proprio a chiare lettere: io turnover non ne faccio, per me c'è una squadra, a quella... Ha trovato la sua squadra. Assolutamente sì, e quindi, senza trascurare ovviamente quelli che subentrano, ma però Alessandro, di partenza è quello. Un dato di fatto è chiaro, e qui mi rivolgo anche a Patanè e ad Angelo Micale, che questa squadra dalla panchina ha delle risorse importanti. Certo. Ha dimostrato ancora una volta ieri con Dal Monte che diventa praticamente l'uomo che spacca le partite, l'uomo che dà l'assist giusto per Inglese, Angelo. Oh, ma non c'è dubbio, adesso la forza del Catania consiste non soltanto negli 11 che scendono in campo nel primo tempo, ma spesso cambia la dinamica della partita grazie alle sostituzioni, che prima non era in grado di poter fare per vari motivi, adesso è in grado di poterlo fare. Io dico che di tutti quei giocatori che ci sono lì segnati, quello che mi sembra insostituibile, che veramente crea problemi quando non c'è, è Di Tacchio, perché Di Tacchio dà una consistenza al centrocampo che forse potrebbe dare uno come Sturaro da questo punto di vista. Però anche Sturaro è uno che è il vizietto del cartellino. Perché Gherardi non è importante? Per carità, però vedi, mentre... Nel senso, dico, già sono in diffida giocatori tutti che hanno un coefficiente di importanza elevato in questa squadra. Però ti voglio dire, per esempio in difesa il Catania c'ha Del Fabbro, c'ha comunque Allegretto, cioè c'ha delle altre chance. Al posto di Di Tacchio, io francamente un centrocampista che ha le stesse caratteristiche di Di Tacchio non mi sembra che ce l'abbia. Concordo, però il Catania tutto il girone d'andata o buona parte di questo l'ha fatto lì in mezzo al campo con De Rosa, che invece è un giocatore che adesso... Verna e De Rosa, ricordiamo. Che in questo momento Verna e De Rosa. Allora significa che anche nell'ottica dei diffidati, nella volontà di non fare turnover, è chiaro che il Catania ha delle possibilità di mettere in campo una squadra per l'andata e per il ritorno. Certo, sono giocatori che dovranno fare attenzione nella partita d'andata, perché non so quale delle due
sarà determinante. Questo nell'ottica. La partita determinante è sempre la seconda e sono gli ultimi 20 minuti della partita di ritorno. La sfida si decide lì. Allora tu che sei vedere bravo, come ci arrivi, cosa ti sei portato dalla partita d'andata e come hai gestito i primi 65 minuti della partita dell'Adriatico. sei bravo col pallottoliere, dovrai andare a rivedere quelle che sono state, e come le conosci a menadito, le prestazioni del Catania nelle ultime 5 trasferte sempre vinto. Con un comportamento tattico e anche E una qui c'è il resa. rovescio della medaglia, perché, e questo lo approfondiremo dopo, il Pescara in stagione ha fatto meglio fuori casa che in casa. Ha il record di vittorie esterne della Serie C insieme al Padova, 11 vittorie fuori casa, e in casa invece ha stentato parecchio e ha vinto soltanto 8 volte. Quindi l'idea è restare in gara fino al 65esimo della partita dell'Adriatico. Posso chiederti? E il modo migliore ovviamente per arrivarci è fare una prestazione importantissima ed essere più prolifici in zona realizzativa al Massimino e presentarsi all'Adriatico, insomma, con una condizione ottimale per arrivare a quei 25 minuti con tutti gli argomenti a posto. Sì. Posso fare una domanda a questo seggio? Ma guardando le squadre che hanno partecipato al campionato di Serie C, Girone C, c'è un altro Catania in quella grado, c'è un'altra squadra che oggi forte così in trasferta o forte così in assoluto? In termini assoluti in questo Il momento. Crotone potrebbe essere, anche se ieri ha fatto solo 0-0, dico, con la Juventus, quindi diciamo che ha un po' gestito la gara, mentre il Catania ieri non ha fatto calcoli, non ha per nulla speculato sul doppio risultato. Il Catania ha iniziato la partita pressando alto e con l'intenzione di vincere e di mettere un divario incolmabile tra sé e il Potenza. Allora, quindi forse in questo momento leggermente il Catania meglio il Crotone. Non abbiamo visto ancora giocare il Cerignola, che entrerà in gioco nel turno successivo, quindi è un giudizio ancora, diciamo, sospeso. Gagliano, due Io sono dottrine. per il Crotone, Lo anche so. come squadra, diciamo. Però ci sono due dottrine diverse. Da una parte Baldini, che prima della partita di ieri ha detto già chiaramente: noi andremo a vincere i playoff, li vinceremo noi, andiamo in Serie B. Dall'altra c'è Toscano. Ha detto la stessa cosa. Dall'altra, perdonate, c'è Daniele Sebastiani, il presidente del Pescara, che ieri, a fine partita, dopo Pescara Pianese, intervistato da una emittente abruzzese, ha detto chiaramente: l'unico avversario che voglio evitare è il Catania. Quindi significa che comunque loro non sono così tranquilli di fare la doppia sfida col Catania. Vabbè, comunque, forse voi avete dimenticato chi è Silvio Baldini. Silvio Baldini da quale regione proviene? Dalla Toscana. Bene. Quindi figurarsi se lui non va a vincere tutte le partite del mondo. Chiedere a Mimmo Di Carlo. Chiedere a Mimmo Di Carlo, ma non solo a Mimmo Di Carlo. Però comunque questa è una... a parte il fatto che comunque nei playoff ogni partita ha una sua storia, cambia comunque da partita a partita, possono cambiare tantissime cose. Il Pescara è una squadra che comunque fa giocare, nel senso che non è una squadra che si chiude. Attacca molto bene ma concede. Concede, quindi diciamo, poi adesso vediamo un attimino come si mette la partita, vediamo anche come ci arriva, vediamo come ci arriva il Catania, perché sarà importante I tempi di recupero, sarà importante riuscire a capire. Il Catania adesso viene ha giocato altre 2 partite in più rispetto una in più rispetto al Pescara. Comunque viene da 2 partite domenica mercoledì. Tutti questi impegni a distanza di 3 giorni, però, se il Catania gioca come ha giocato ieri, insomma, però ieri Toscano ha fatto un'osservazione, nel senso in conferenza stampa ha detto una cosa proprio netta: non è un problema di gambe ma è tutto un problema di testa. Quindi se noi, come percepisco, siamo usciti da questa partita di stasera col Potenza con un'enorme iniezione di autostima, questa autostima dobbiamo essere bravi a conservarla e metterla in campo domenica, perché prima passa tutto dalla testa. Cosa volevi dire? Bella scoperta dell'acqua calda, mandiamo la pubblicità. Mica, mandiamo la pubblicità che è meglio, dai. Lui è romantico, quindi mi lo piace. so. Eccoci, ripartiamo con Corner, andiamo dalla nostra Giulia. Scrivono: non vorrei essere offensivo, ma perché l'arbitro non ha utilizzato neanche una volta il VAR? Ma non è che lo utilizza l'arbitro volontariamente, lo chiamano in caso, è esattamente il contrario. Poi
Come tanti fa, beccammo il Pescara nei playoff in semifinale e andammo in Serie B, speriamo che si ripeta la stessa cosa. Allora, già che mi è arrivato l'assist, io voglio che Michele vai. racconti una cosa. Aspettava questa Ecco. cosa da una serata. Correva l'anno Vai. 2001-2002 e Telecolor, come sempre, ovviamente inseguiva il Catania da tutte le parti, però quell'anno ci fu la prima vera, autentica trasferta con una regia mobile tutta quanta siciliana che partì alla volta di Pescara e fu un'invenzione, ancora una volta, mi pesa dirlo. No, non ti pesa, non dai. mi pesa, affatto. No, devo Un'altra- dire, certamente un'altra- fu una brillantissima idea di Angelo, un'altra di invenzione Angelo Micale. strategica Però di questo mago che ho di fronte. permettetemi di ricordare l'uomo che poi rendeva possibile sul campo queste cose. Ci stavo arrivando, che era Una persona che non è più con noi, Leo Pidalà. che è Leo Pidalà. andammo lì, Angelo, e con Michele che coordinava ovviamente la sua cabina di regia un po' tutte quante le cose, con Leo Pidalà lì. E Michele, vorrei che raccontassi come fu quella trasferta, perché iniziò... La cosa più drammatica di quella partita fu l'affitto del satellite. Eh, Perché dovete pensare che all'epoca affittare un satellite, adesso, a parte il fatto che non si adopera praticamente quasi più il satellite, perché si adoperano degli altri sistemi che permettono comunque di trasmettere, lì c'era bisogno di un satellite. Ed era una specie di terno all'otto, perché fra l'altro, a parte i costi che erano decisamente straordinari, fra l'altro c'erano tutta una serie di problemi che andavano risolti, che è inutile che sto a raccontarvi, la problemi codifica del tecnici. satellite, perché cambiavano. Tutto cosa cambia in questa partita, in questo Pescara-Catania? Cambia perché al mattino c'è un diluvio universale a Pescara. Mi ricordo. Allora, pensate che sono andati con le idrovore per poter liberare la salita degli spogliatoi e per poter liberare le panchine. E si pensava che dopo tutto quello che avevamo organizzato, che non era una cosa semplicissima, saltasse la partita. Il che era gravissimo, perché significava riaffittare un'altra volta il satellite, che non è una telefonata, ma è tutta una serie di cose abbastanza complesse. Perlomeno 23 anni fa era così. Adesso sicuramente sarà molto molto più semplice. Poi la partita si riuscì a giocare e fu comunque un momento importante, perché quella fu una di quelle volte in cui davvero abbiamo fatto dei numeri che vorrei dire che in questo momento a livello di percentuale sono semplicemente spaventosi e che difficilmente si riescono a rifare. Diciamo che ci vuole Sant'Agata per riuscire a fare dei numeri di quel genere, soprattutto con quelle medie continuate. Stiamo parlando della diretta, cioè Stiamo parlando della diretta, diretta. erano veramente, sicuramente fu una bella operazione, ma la cosa bella fu naturalmente che il Catania passò il turno. E poi ci fu l'altro dramma ancora, che fu quello di Taranto, ma lì ci sarà Quella è un'altra storia. Tra l'altro dico, Telecolor tornerà a trasmettere in chiaro, in diretta, la partita di ritorno Pescara-Catania, come Certo. fu in quell'occasione. E posso dire un'ultima cosa, che Michele forse ha Ma un'ultima dimenticato. cosa in che senso? Un'ultima cosa. In assoluto? No, se no allora, fu la prima volta che le telecamere entrarono negli spogliatoi di una squadra. Cioè, quello che oggi ci sembra una cosa normale, che vediamo sui network internazionali, mondiali, vediamo su Sky, allora la inventò Telecolor, la inventò quel signore che ho di fronte e la realizzò Leo Pidalà, perché con tutto quel diluvio decidemmo di passare dei cavi. Noi eravamo già lì dalle prime ore della mattina, Angelo, tu la ricordi questa cosa? Certo, perché è inutile che ti dico avevi tutti i capelli, ce l'hai anche ora. Sì, grazie a Dio. Passammo questi cavi, nel passaggio dei cavi ci venne l'idea, la fantasia di andare dritti agli spogliatoi, perché dovevamo passare da lì. E allora da lì ci venne l'idea di andare dentro gli spogliatoi, allora non si appendevano le magliettine, le cose, e raccontammo questa storia. Allora, adesso volevi dire qualcosa? No, volevo dire che questo qua è semplicemente merito della ferrea testardaggine di Leo Pidalà, che faceva delle cose che erano completamente inimmaginabili. È vero. Siamo stati i primi, e posso dire che siamo stati i primi in Italia. Penso pure che per la prima volta una televisione in una diretta satellitare entrava dentro gli spogliatoi e andava diritto a vedere le squadre prima, durante la preparazione e l'ingresso in campo. Adesso
adesso vediamo qualche Andiamo al episodio da Moviola. Moviola, perché c'è qualche cosina da vedere. E poi dobbiamo discutere sul rigore e poi vediamo un paio di concesso al cose. Potenza. La Moviola ormai acqua passata, Ale. No, però però dobbiamo- passato. Beviamoci questo ultimo sorso di Catania Potenza. Andiamo col primo episodio da Moviola, è un'azione di Raimo, proprio in avvio, terzo minuto, conclusione nettamente deviata da un giocatore Da questa del immagine non si vede, ma da qui, Allegretta qui. Il pallone viene strozzato. concede rimessa al fondo, quindi primo errore di Allegretta, guardate ancora qui Raimo, conclusione di sinistro, c'è una deviazione evidentissima, no, non per l'arbitro. Andiamo sul secondo episodio, è una conclusione di Armando Anastasio, vedete stoppa, lo serve, Mancino e Alastra, diciamo, non una parata difficilissima, però efficace, alza in angolo. Una serie consecutiva di corner del Catania nel primo tempo sono stati veramente a raffica, in molti casi anche fatti con perizia dal Catania. Andiamo al terzo episodio, è la parata di Alastra su Jimenez, c'è una palla persa in uscita dal Potenza, Jimenez calcia in diagonale di sinistro e Alastra si oppone a pugni uniti, aspetta prima di calciare e poi cerca l'angolo opposto. Questa è la dimostrazione di come il Catania abbia pressato. La pressione che induce all'errore il Potenza e il recupero e la conclusione. Effettivamente questo è proprio il marchio di fabbrica della partita di ieri del Catania. Hai osservato perfettamente, Angelo. La parata di Dini su Petrungaro, il prossimo episodio. Che è la più bella parata del primo tempo. Sì, guardate, Celli qui ha un'esitazione, involontariamente serve Petrungaro, che poi è bravo a allargarsi e trovare questa conclusione di destro, ma Dini è veramente superlativo, ha una reattività impressionante perché era un tiro forte e angolato. Guardate, Petrungaro si allarga e poi Dini con la mano di richiamo peraltro. Sì. Veramente pregevole questo intervento. Alessandro, io non so che voto avrei dato, ritengo altissimo a Dini, però voglio dire una cosa. Il voto più alto che abbiamo dato quest'anno. E allora, poi lo vedremo nelle pagelle. Però voglio dire, voglio sottolineare un aspetto importante. A gennaio il Catania ha dovuto fare una grande emergenza, e ha dovuto fare di necessità virtù, e ha dovuto cedere alcuni giocatori per darne in prestito altri, e ci siamo un po' tutti quanti lamentati per non aver avuto probabilmente quell'attaccante da affiancare al fronte offensivo del Catania che non è arrivato. Però in compenso è arrivato un portiere, è arrivato con la diffidenza di tanti, perché poi nel calcio ci sono tanti soloni che poi però scompaiono all'occorrenza, dicendo che ancora una volta... Gli struzzi. D'accordo, chiamiamoli soloni, però adesso sono tutti scomparsi, non so dove. Però, tutti struzzi, vai, ora. d'accordo, non importa. Che dicevano sì, Peroddini, un portiere andato, sì, Peroddini hanno preso una seconda o terza scelta. Meno male che Dini era una seconda o terza scelta, secondo il parere. Anche Dal Monte era un giocatore finito. Anche no? Dal Monte era un giocatore finito. Anche il fatto che era andato via Castellini era una cosa insostituibile. Allora, questo dimostra come mi ha insegnato Micale, prima di dare un giudizio perentorio, assoluto, bisogna aspettare, bisogna capire e a volte bisogna ricredersi. Noi abbiamo sempre sostenuto invece che questo era un giocatore che poteva dare un assetto importante alla linea difensiva. La prima parata di ieri la reputo fondamentale così come diceva Micale, nell'ottica poi dello svolgimento della partita, poi il rigore si racconta sostanzialmente da solo. Una nota, prima che poi diventi un tormentone, chiedo che il Catania invece intervenga ancora su Roberto Inglese, perché fin tanto che non vedo la conferma del contratto di questo ragazzo mi chiedo Angelo, che però ti facendo. posso fare un'osservazione, non è il momento, anche perché È il momento. quale campionato giocherà l'anno prossimo il momento. Catania e Roberto Inglese? Intanto- Se a Roberto Inglese fai un contratto per la Serie C, scusami. scusami Angelo, ha un costo, ma se dovesse andare in Serie B, chiaramente a Roberto Inglese devi dare qualcosa. Angelo, in questi casi si prendono due fogli di carta. No, non funziona così, il contratto come no? vai depositato. No, Angelo. non mi so spiegare. Intanto si prendono due fogli di carta, in uno si ci scrive li metti se nel restiamo in cassetto. C. Ovvio, intanto me lo firmi, in questo se andiamo in B, Angelo, nell'altro non è se così facciamo la semplice. Champions League. Le parti si devono trovare d'accordo Come su no? questo.
Volevo sentire Come no? Michele, anche tu pensi che va rinnovato il contratto a inglese? Come si fa a non rinnovare? Finalmente abbiamo trovato un attaccante come si deve e non gli rinnoviamo il contratto. È chiaro che la difficoltà consiste in un'altra cosa. Tutto può cambiare in Perdonami, funzione del Angelo, campionato che giocherà, cioè nel senso che se giocherà in Serie C può darsi che Inglese ha tante di quelle proposte che arrivano da serie superiori, per cui possa anche essere, diciamo, ingolosito dall'idea di giocare in campionati superiori. Anche se io sono convinto che Inglese si sta trovando talmente bene a Catania che chissà, può darsi che possa anche chiudere un occhio da questo punto di vista. A completare il ragionamento che facevamo prima, anche l'acquisto di Inglese fu bollato come un acquisto, insomma, assolutamente insensato. Ve lo ricordate, no? Hanno preso un giocatore finito, un giocatore che ha avuto 500 infortuni. Non dovevamo essere polemici, No, è il racconto di stiamo come raccontando tutto, esatto, racconto di come si può snodare poi il giudizio, i pareri su un campo. Ma Michele deve dire qualcosa. No, devo per forza tornare indietro perché mi segnalano dall'alto, molto dall'alto, una cosa importante. Noi parlavamo un attimo fa di Catania Pescara. Sì. In realtà c'era un'altra persona che mi supportava da questo punto di vista, che adesso anche lui è andato beatamente in pensione, che è una persona che non ama sicuramente il fatto che io faccia il suo nome. Sto parlando del mitico allora ragioniere, ora dottore, Salvo Gallo, e fra l'altro questa sera fa il compleanno. Allora Auguri, naturalmente auguri doppi. E lì invece, lì è veramente una persona che, siccome lui è grande tifoso del Catania, chiaramente vedeva benissimo tutti gli investimenti che riguardavano il Catania. Bene. Adesso ci Torniamo dobbiamo alla fermare. pubblicità, dopo completiamo la moviola. Poi ricominciamo anche con Perché i ci cugini, avviciniamo all'episodio del all'episodio chiave. Ci fermiamo pochi istanti, restate con noi. Era rigore, parata, rigore e poi riparata, capito? Quindi, Nessuno forse ha visto quello che hai descritto tu, però adesso ci arriviamo a rigore, parata, rigore. Prima c'è l'episodio numero 5, è la traversa di Stoppa. Un vero peccato, dai. Vero peccato perché la giocata è d'alta scuola. Troppo di alta scuola. Questa è veramente una conclusione forse troppo bella per essere efficace. Se fosse stata leggermente sporca sarebbe andata in porta. Il mago da questo punto di vista si chiamava Spinesi, che non colpiva mai correttamente. La palla andava in gol. Erano tutti palloni sempre strani. Però vi invito a vedere solo, diciamo, da un punto di vista tecnico la postura del corpo di Stoppa nel momento in cui calcia il il gol retro. che faceva Vargas, ti ricordi? Dava la Perfetto, posizione. bravo. Per dire il gol di Vargas. E Stoppa forse sì, non ha la fisicità di Vargas, ma sotto un profilo squisitamente tecnico quello sarebbe stato un gran gol. Grandissimo gol. Allora, il massimo. adesso ci siamo. Arriviamo al calcio Così di rigore. discutiamo del fatto fallo di mano, non fallo di mano, cosa è successo, perché è stato assegnato. Perché anche il o la VAR ha confermato la decisione di Allegretti. Un giorno mi direte se il o la. Allora, ho letto che Io sapevo il VAR. Ho letto che si è pronunziato a riguardo l'Accademia della Crusca. No, l'Accademia della Crusca, ma qualcosa del genere. Il VAR. Mi è sempre piaciuto il VAR. Il VAR mi è piaciuto di più che la VAR, mi ricorda esatto, altre cose. Allora, la regia ci mostra l'episodio da Moviola numero 6. Azione di Castorani, guardate Sturaro e guardate Celli. Perché su questa doppia situazione c'è la causa del calcio di rigore. Eccolo qui. Allora, vi spieghiamo subito qual è la discriminante. Questo non è un evento non atteso, giusto? No. Allora, se Sturaro effettua una giocata, non è calcio di rigore. Se Sturaro devia il pallone, è calcio di rigore. È una giocata questa di Sturaro? No, è una deviazione. E allora è calcio di rigore. Questo lo dice il regolamento. Lo dice il regolamento arbitrale. Allora, chi ha fatto il regolamento? Non mi esprimo, per questa volta però non mi esprimo così, perché rischio qualche querela. È così. Tecnicamente però è così. Ma tecnicamente è da folli. Ho ascoltato anche ieri, ho origliato il commissario arbitrale che appunto si confrontava e ha detto anche il VAR
ha letto quella situazione come deviazione di Sturaro e non come giocata. Ieri al VAR a Catania hanno mandato Manuel Volpi. Esatto, uno dei migliori ex arbitri VAR che ci sono oggi in Italia. Sta a significare che al netto degli arbitri che comunque potevano creare un margine di sospetto, sia quello di Potenza, sia quello Allegretto da Molfetta che abbiamo visto e Allegretto da Molfetta che abbiamo visto ieri, però al VAR sono stati sempre affiancati i migliori che in questo momento, quantomeno al netto delle partite più importanti della Serie A, ci sono in circolazione. Ieri non è dovuto intervenire, se non in questa Lo vogliamo rivedere ancora una volta per farci un'ultima idea, se Sturaro devia o gioca il pallone, secondo voi? Vediamo nell'inquadratura stretta. Vabbè, è chiaro che è una Io deviazione. vorrei capire però solamente una cosa, ora a prescindere da chi ha scritto il regolamento, da chi non l'ha scritto. È deviazione. Ma secondo voi che cosa avrebbe potuto fare quel poveretto Di Celli? Si doveva tagliare un braccio? Ha la colpa Come che il braccio è molto largo. Ma come faceva a capire che ci sarebbe stata la deviazione di Sturaro e che sarebbe finita sul suo braccio? Lo so. E poi soprattutto il suo intervento, cosa ha vanificato per la squadra che attacca? Non è un problema cosa vanificato, perché sennò l'avrebbe anche ammonito. È il discorso della posizione del braccio. Il braccio purtroppo sarà congruo rispetto alla dinamica della situazione, però è un braccio largo. Angelo, Mi ultimamente permettete questa volta una parola non adatta, la voglio dire io, questa è una minchiata proprio, la voglio dire proprio chiara e tonda. 40 minuti di ovazione. perdonami, È una cosa folle proprio. ma la verità è che i tempi sono proprio cambiati, cioè lui si è patanizzato, io mi sono amicalizzato, beh, evidentemente qualcosa che non va. E a me viene mal di testa, la verità è questa. Allora, oggi- adesso Però la andiamo a vedere questa parata. andiamola a vedere, Questa dai. paratona, doppia parata di Dini, episodio numero 7. Guardate, Caturano di sinistro, Dini e poi di nuovo su Schimmendi. Adesso lo vediamo dai 16 metri. Il calcio di rigore è tirato bene, non è un Ma rigore. l'hai parato benissimo. Però. Ma lui veramente è una molla. Guardate, disegna un arco col corpo in volo, cioè è plastico in modo incredibile. Sapeva già perfettamente Anche dove qui avere- anche utilizza su la mano, Schimmendi anche qui di utilizza richiamo. la mano di richiamo, sì. Sì, significa Vedete, in entrambi i casi, guarda, la prima e anche la seconda. Mamma mia. È davvero. Peccato che non c'è l'audio, Angelo. No. Peccato veramente Dopo che non c'è lo l'audio. facciamo sentire se vuoi subito. Perché l'audio vale la puntata. L'audio di questo momento vale Allora, tutta la un puntata. attimino, guardate, io chiedo alla regia, chiedo anche a Michele stavolta. Ecco, La controparata di Dini, la controparata, ragazzi, che calcio, è la parata di Dini, la controparata di Dini, ragazzi, torniamo in studio. ma vedi, poi ti può scoppiare anche l'embo se fai così, Devi stare me calmo. lo dicono sempre. Guarda, io ma- non dico- adesso, visto che stiamo ricordando tante cose, Eh. io ricordate quel Catania-Roma Come no? che valeva la salvezza per il Catania? Ci fu un gol di Martinez che fu annullato per Fu un fuorigioco. gol più importante a Parma di Ibrahimovic. No, però aspetta un attimo. Fu molto Patanè importante. per un quarto d'ora, Sì, per sì. un quarto d'ora Patanè gridava e gol, e gol, e gol. Vero. E poi mi guarda in faccia, io ero in tribuna stampa e dico stampa. Patanè è stato annullato per fuorigioco. Lui mi ha detto non è possibile. Cioè, io ricordo, non posso dimenticare quella. Vediamo adesso. Su questo messaggio c'è un telespettatore che dice: ho appena preso la notizia del divieto di trasferta i tifosi del Catania a Pescara, allucinante. Doppio È divieto. Il Pescara non può avere tifosi al seguito, idem il Catania, perché ci sono delle ruggini del passato Proprio in riguardo occasione di quella doppia sfida. la doppia sfida quella, e lì parte anche perché nella partita di ritorno, che stavolta all'epoca venne giocata a cambi invertiti, perché il Catania andò Gol prima ritorno a Pescara Catania. e poi concluse il percorso della semifinale qui a Catania. Ci fu il gol di Cicconi. Sul gol di Cicconi ricordo che ci furono delle polemiche Furibonde. perché Per un presunto fuorigioco. fuorigioco Ancora a Pescara ricordano quella direzione arbitrale affidata allora a Mauro Bergonzi, hai capito? che poi divenne insomma un arbitro Internazionale, importante. Sì.
Vediamo l'ultimo L'ultimo episodio. episodio che è diciamo, la perfetta simbiosi con la parata di Dini, perché è poi il frutto, questo stop di Dal Monte perfetto, e poi la palla che veramente è col contagiri. Questo è un cioccolatino. È il gol fotocopia che il Catania realizza a Pescara 10 giorni prima, una specie di... Però lì Dal Monte era più centrale, qui è più defilato. Però vi invito a vedere Calcio la di- posizione del corpo di Dal Monte al momento in cui colpisce il pallone. Cioè riesce a fare una sorta di balestra col piede. Guardate. Qui ho fermato l'azione per fare vedere che è assolutamente regolare l'azione. sì, no, ma no. Assolutamente sì. Ma quello che è incredibile è proprio il gesto. Guardate che prima di colpire il pallone, cioè gli dà proprio quell'effetto, quella Ma traiettoria. è la stessa cosa che ha fatto nella partita giocata a Potenza, cioè quando Questa dà secondo me l'assist. è più bella. Questa secondo me è più bella, perché lì mette la palla in mezzo ai due centrali, Però qui lei è taglia tutta la difesa. Guarda che Ma i due difensori centrali. quella è una palla verticale frontale, questa è più complicata perché dall'esterno riesce a scavalcare tutti i difensori del Potenza. La possiamo rivedere ancora una volta per fare diciamo, una sorta di parallelismo tra quell'azione e questa. Ale, io sono invece stato contento... Guarda quanti difensori ci sono del Potenziale? 4. Però, Ne taglia 4. però ieri il Potenza ha dimostrato che su queste palle soffriva sempre. Sì. Aveva una Perché il sofferenza. Catania ha riempito meglio di altre volte l'area di rigore ieri. Attaccava con 3-4 giocatori in maniera costante. Bravi i tifosi del Catania. Ogni tanto mi pare opportuno sottolinearlo. Fino al primo tempo Alastra si gira verso la curva nord del Catania e inizia a fare dei gesti che in altri tempi Micale e Gagliano avrebbero scatenato una serie di reazioni a catena non indifferenti, lancio di oggetti, sarebbe capitato un po' di tutto. E invece là in curva nord rimangono assolutamente, sì, fischiano, ma rimangono assolutamente composti, e questo è un modo per capire come è cambiato fortunatamente anche il pubblico di Catania. Ma la cosa peggiore accade all'inizio del secondo tempo, perché Alastra, non felice di avere già provocato i tifosi del Catania Nord, si rivolge a quelli della Sud, ha una bottiglietta di acqua e fa dei gesti, Simula dei gesti così osceni. osceni, capirai. Vabbè, dicono che fanno bene per la prostata, esatto, diciamo le iene, ma lo dicono i medici. Anche questo rivolto all'indirizzo dei tifosi della curva Sud. Che significa? Anche loro... Significa che Alastra è scemo, Ok, cioè, su questo non credo che ci siano ma dubbi. significa che probabilmente cercavano anche quel tipo di provocazione, Alessandro, quel tipo di provocazione che avrebbe potuto in un certo qual senso scatenare la reazione dei tifosi. Bravi nell'uno e nell'altro caso, perché così soltanto riusciamo a ritornare a fare le trasferte. Mi risulta però che c'è stato un intervento piuttosto forte sia Anche il guardalinee, dell'assistente Loare D'Arguino, e il quarto costantemente. uomo, insomma sono intervenuti perché... De Rossi che Vabbè, De Rossi. nell'intervallo gli ha ricordato Esatto. un pochettino la buona creanza, gli ha ricordato. Esatto, sì. Però il Catania poi come ha risposto, e questo è un altro episodio che voglio sottolineare, con Roberto Inglese che a fine partita abbraccia e consola Caturano in lacrime. C'è una foto che ho visto oggi che è veramente un manifesto del fair play. Roberto Inglese che abbraccia Caturano in lacrime per cercare di consolarlo dopo l'errore. Consolare Yamal dopo la partita no, tra Inter Allora, Acerbi. allora prima facciamo così, per un minuto vado da Giulia, dopodiché ci fermiamo, andiamo in pubblicità e dopo torniamo dai cugini per vedere e leggere le altre prime pagine e poi torneremo ad approfondire il tema dei... finalmente. In realtà dovremmo vedere anche le pagelle, diciamo che vediamo le pagelle prima. Dai. Soprattutto perché Patanè vuole sapere quanto ha preso Montalto. Comunque andiamo con un bel il... voto, io già ho Un bel visto. po', anch'io lo so. Qualcuno con molto entusiasmo scrive: il Catania di quest'anno lo vedo come la finale di Coppa Italia dello scorso anno e quindi vincerà la finalissima. Calma ragazzi. Calma. Qualcuno mi scrive: leggilo Giulia, lo sto leggendo. Il boato più forte che io ricordo è Catania Albino Leffe.
A quello sì, Mi sa di sì. però ci ricorda un ritorno importante. Per la promozione in I Serie A. gol di Del Core come decibel Vale superò. di Montalto, se vinciamo alla fine. Un altro messaggio, Vale Giulia. quello, Angelo Musumeci, ho l'impressione che qualche tifoso abbia la smania di dover sapere tutto. Ieri il Catania ha giocato la partita perfetta, nessun calo e nessuna fragilità. Poi leggo questo messaggio che è per Patenè a proposito di urla. Carusi, Vuciati di Patenè a rigore parato, si indisano magari da curva sud. Patenè ti voglio bene e forza Catania. Bene, grazie, ci fermiamo. Prego. Fra pochissimo torniamo ancora a corner. Rieccoci di nuovo in studio, allora andiamo subito dalla nostra Giulia perché con l'ausilio anche il supporto della grafica. Andiamo a vedere intanto il migliore e poi andremo a vedere le pagelle di Alessandro Vagliesinde e vediamo se con Patenè c'è accordo oppure no. Esatto, andiamo a scoprire chi è stato appunto il migliore della partita disputata ieri ed è stato lui, Andrea Dini, con voto 9. Come in un sequel di Inter-Barcellona, al minuto 81 Andrea Dini si trasforma in Sommer con un doppio intervento surreale. Il rigore parato proprio in quel momento a Caturano è già un'impresa, ma il bis su Schimmenti incassò nel tutto tra le prodezze memorabili. Emula il portiere svizzero anche quando devia, solo lui sa come, un tiro al veleno di Petrungaro, destinato all'incrocio dei pali. Volevi dire Questo è stato qualcosa, il Michele? Se mi permettete, la cosa più bella che ha fatto Andrea Dini ieri, a prescindere dalle parate, è sicuramente l'intervista finale fatta proprio qua a Teramo. Allora la sentiamo. Fermi, dopo vediamo il campetto. fermi un attimo, vediamo l'intervista di Dini. Sono una trentina di secondi appena. Guarda, vediamola. È un rigore che avevamo studiato. Il nostro preparatore Angelo Porracchio fa un grandissimo lavoro, quindi tanto del merito va a lui. Nulla, avevamo studiato il rigorista, quindi è stato facile alla fine intuire un po' dove potesse andare la palla grazie al lavoro che comunque fa il nostro preparatore dei portieri, però penso che un giocatore, soprattutto un portiere, viva per queste emozioni. Dai. Penso sia stato un momento abbastanza decisivo della partita e dopo che la partita che aveva fatto la squadra non era giusto, diciamo, che andare a casa così. Ma la cosa più bella non c'è in questo pezzo, ma io me l'aspettavo, ma giustamente non ci poteva essere, ma la cosa più bella è quando gli propongono un paragone con Sommer dell'Inter e lui dice lasciate perdere, quello è un altro calcio. Cioè, ecco, questo modo di approcciare il calcio da parte di un giocatore con la testa sulle spalle è qualcosa che mi piace davvero. La consapevolezza. C'è lo spettatore che chiede di nuovo se possiamo far ascoltare l'audio dello stadio al momento del rigore. L'audio dello stadio. Vincenzo da Mascalucia ce lo chiede. L'audio dello stadio in cosa intende? Il Senza boato Patanè al momento possibile. della... Senza Patanè non è possibile, No, come non ce facciamo l'abbiamo. a fare Non ce l'abbiamo. in questo Anche momento? con Patanè lo facciamo No, ridere. un'altra volta. La terza volta. Vediamo Basta. le pagelle, dai. Scusa Vincenzo, io ci ho provato. Giulia. Ci abbiamo provato, però adesso è l'ora di vedere le pagelle appunto complessive del campetto e partiamo dall'allenatore toscano con voto 7,5, 9 per Dini, 7 per Ierardi e Di Gennaro, 6 per Celli, 7 Raimo e Quaini, 6,5 per Di Tacchio e anche per Sturaro che prende il suo posto, 7 Anastasio, 6 Jimenez e anche per Frisenna che prende successivamente il suo posto, 6,5 Stoppa, 7 Dal Monte e 7,5 per Inglese. E Montalto? Montalto senza voto. Come senza voto? Se l'è riservato. Lui è furbo lui, capito? Furbo lui. No, è furbo. E quindi gli devo dire. Non ha toccato manco un pallone. Scusa, qua ho il foglio della partita. Furbo, è furbo. Non litigate in Si diretta. è fatto un È gol. entrato al 44esimo del secondo tempo, scusa, che vuoi? 5 minuti, 5 minuti di Che partita. faccia il gol importante che gli auguro. E poi E poi te lo vengo a spiattellare. invece io non sono d'accordo con Alessandro se riguardiamo un attimo ecco, dove l'hai messo quando è Chi? rientrato lì a centrocampo? Frisenna? Dov'è? Quanto Lì ha? accanto a Jimenez, Ah, ok, 6. ok. Non sono d'accordo sul 6 a Frisenna, al quale devo porgere così amichevolmente delle scuse, nel senso che per me Frisenna oggi non vale 6 ma vale un 6,5 pieno,
perché come diceva Michele prima, fuori onda vale il peso della maglia. Io da Frisenna mi ricordo e pretendo che lui torni ad essere quel giocatore importante e determinante, un catanese che gioca a Catania, che sente sicuramente La difficoltà sta lì. il peso di quella maglia. Lui è in grado di fare cose importanti e allora Giulio, io mi auguro di poterti applaudire così come sono convinto che andrò a fare, poi però nell'enfasi della telecronaca ti possono venire fuori anche ragionamenti diversi, ma Giulio è un ragazzo sul quale io credo tanto e quando tu credi in una persona pretendi, e allora pretendo che lui si scrolli di dosso l'idea di giocare a Catania, che è una grande emozione, e che giochi alla grande. Non è possibile. No, sono io che devo raccontare per forza di cose una cosa che col calcio quasi esula, ma dà l'idea di come ognuno vive la propria partita. Io ieri mi trovavo come sempre in ritiro, cioè nella mia stanza, dove non ha diritto nessuno ad entrare durante la partita. Naturalmente tutti, tranne qualcuno che può entrare. Questo qualcuno, dovete pensare che nel momento di massima pressione da parte del Potenza, ci sono dei 10 minuti in cui il Potenza non farà grandi occasioni, però Ha messo tutti gli attaccanti. io avevo la sensazione che stava per arrivare il calcio di rigore, cosa che poi è arrivata. Quel gol, una delle due. Arriva mia moglie e mi dice che ha trovato finalmente su internet la farina dei mulini pizzuti. Vi giuro, vi sto raccontando la pura realtà. E cosa è successo? Io ho ammirato moltissimo la mia compostezza, perché ho reagito come non mi aspettavo proprio, nella maniera più Ti hai assoluta. fatto scivolare tutto addosso. Ma Grazie, non te la prendere a male. assolutamente. Io metterei una Ma candy questo camera. vi giuro è l'assoluta realtà di... Io, dopo che lui è andato in pensione, metterei una candy camera, perché secondo me sono Sandrina e Raimondo. No? Cioè, tutte e due, conosco Grazia e La Sole. conosciamo da E conosco ormai Michele, che è diventato una specie di Raimondo Vianello a tutti gli effetti. No? Allora, No, ma ragazzi, ma le farine dei mulini pizzuti però... mi pare, va. però ti fa mangiare bene. Esatto. Per carità. Capirai. Allora, facciamo così. Adesso andiamo dai cugini, un attimo per andare dai sì, cugini. sì. Facciamo un paio di titoli, ragazzi, un paio di titoli dai giornali. Non abbiamo capito qual era la farina, però va bene. E mulini bene così. pizzuti. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tra l'altro noi Sono abbiamo... un inglese, non lo possono capire loro. È un numero inglese quello. Noi abbiamo ho ascoltato l'audio dalla curva sud dei Liotrizzati, che salutiamo, e comunque nonostante il bucato Patanè si sentiva, quindi toglierlo è impossibile. Sì. Toglierlo è impossibile. Andiamo con il resto del librino, Ciccio, che intitola Avanti, va. E il secondo turno è passato. E il meno è fatto, ma chi ci vosi? E chi partita? E chi sofferenza? A 10 minuti da fini, Dini, paro rigore e a poi inglesi, dopo una serie di pirati e tistati di tutta squarcia, riesce finalmente a rumbiri a lascia. Giustamente. Chi sorteggio? Chi sotteggio? Il direttore Faggiano commenta il sorteggio che ha visto protagonista Pecchia. Se non aveva i piedi buoni da calciatore, di certo non ha manco le mani buone da sorteggiatore. No. Dopo che ha girato lui le palline del sorteggio, perfetto domino, hanno cominciato a girare le nostre. Sì, era un giramento costante. In edicola con il resto del librino, Ciccio? Il regalo, un paio di guantoni firmati da Dini, miracolosi per tapparsi le orecchie e respingere le rigorose pagnate dei muglieri. Questo poteva essere utile anche esatto. al direttore Michele Aurora. Esatto, poteva essere. Comunque è il mio regalo preferito. Io lo andrò a comprare immediatamente. Chiudiamo col direttore Vittera. Come può tagliare una paratazza del genere? Passiamo immediatamente così a Fortino Today. Invece Ciccio, che intitola a 2 colonne. Gol e parate d'eccellenza, ammugliamo magari potenza. Inglesi di testa e Dini paro rigori, Fragunto cani scattiavo cori. Stava succedendo. Chiudiamo anche qui con l'editoriale del mitico direttore Lattuca. Ma Di Gennaro quanti falli da dietro fanno da una partita? Lo so, però quello là, 120. però quello là nella fotografia è abbastanza pericoloso. Come si vede dall'immagine, tra Li l'altro. sa fare. Sì, e guardate la faccia di Caturano, infatti. Infatti, l'ha fatto bene. Passiamo, come non poter passare oggi all'osservatore paesano, Che Oggi ci appunto tocca. oggi intitola Per aver passato il turno, che cosa buona e giusta? Rendiamo grazie a Dini. Per inglese che ha imbuppittato di testa, rendiamo grazie a Dini.
Per il sorteggio che a morire a Pescara rendiamo grazie a Dini. In alto i nostri cuori stavano scoppiando l'82esimo. Ecco, Ragazzi. abbiamo l'editoriale di Padre Tamarinto. La fumata bianca del pomeriggio è colpa di un catanese che stava rustendo Sasizza dentro San Pietro. Però ci ha preso, Ci ha preso. Devo dire, qui ho Patanè in studio, dall'altra parte, nello studio VIP ci siete voi, mi pare che la serata È turbolento. è A turbolenta. due fuochi si abbronza Patanè. Allora, fra poco torniamo di nuovo da voi. Io mi aspettavo un faccia a faccia fra Pelligra e il Papa Nuovo sull'Osservatore A paesano. proposito di Pelligra, qualche telespettatore ci scrive: ma quando arriverà e se arriverà? Arriverà. Arriverà. Quando non ve lo dico. No, come non ce lo dici? Gli Se ha lo fatto sai il- ce lo devi dire. Arriverà, Gli ha arriverà. fatto il Quindi per Arriverà. domenica ci aspettiamo Pelligra. Può essere che sia già arrivato. Potrebbe Chi lo essere. sa. Allora, Pelligra e forse è arrivato. Giulia, resta lì, non ti muovere perché ancora dobbiamo vedere qualche cosina, noi come grafica. Abbiamo visto le pagelle, su che cosa ci vogliamo proiettare? Andiamo sul Pescara. Andiamo sul Pescara? Sì. Prima di vedere il Pescara, rivediamo quali sono stati gli accoppiamenti oggi, i sorteggi, come sono andati, come è andato questo sorteggio, Sì. perché poi alla fine, insomma... Vediamo la prima grafica che abbiamo mandato in onda. Sì, diciamo, gli come inizio accoppiamenti trasmissione. Sì. che sono arrivati per quello che è il primo turno della fase nazionale dei playoff. Allora, intanto le 4 teste di serie che erano già ufficiali prima ancora delle partite di ieri, cioè Torres, Monopoli, Feralpi, Salò e Rimini, sono state accompagnate come teste di serie dal Pescara, che è la miglior classificata delle squadre che hanno vinto ieri la partita del secondo turno del girone. Quindi il Pescara testa di serie è la squadra che ha beccato il Catania. E chiaramente C'era la squadra che Gagliano non voleva incontrare. Ieri mi ricordo che a fine partita ti hanno chiesto qual è la squadra che Gagliano vuole incontrare, ha detto il Pescara, ho detto ma vuoi vedere che ci ha azzeccato? E così lui ha indovinato il Papa e il Pescara. cerchiamo di spiegare, se possiamo restare ancora sulla grafica, cerchiamo ancora di spiegare questa serie come si disputa. Si disputa con gare di andata e ritorno, l'andata l'11 che è domenica, il ritorno il 14 che è mercoledì, e le teste di serie hanno il vantaggio di passare il turno in caso di parità di differenza reti al 90esimo della partita di ritorno. Non ci saranno né supplementari né calci di rigore. Per quanto riguarda... Significa che il Catania deve vincere una e pareggiare l'altra. Esatto. Ecco, Deve questo- fare, nelle due sfide deve fare un gol in più del Pescara. E per fare un gol in più del Pescara Deve vincerne almeno uno. Devi Non vincerne ci sono almeno uno, dubbi. non ci sono dubbi. Se restiamo ancora un istante sulla grafica, per dire che Catania Pescara si disputa domenica alle 20. Questo pomeriggio è partita la prevendita con il diritto di prelazione per gli abbonati che si può esercitare fino a domani pomeriggio, poi partirà la vendita libera. Per quanto riguarda l'incasso, rispetto al criterio utilizzato per i primi 2 turni del playoff del girone, dal playoff nazionale cambia la distribuzione dell'incasso, che verrà distribuito in pari misura per le 2 squadre, senza più il benefit per la squadra uscente, la squadra che viene eliminata, 40% per ciascuna squadra, il 20% va invece alla Lega Calcio. Capirai. Questa è la distribuzione. Allora, abbiamo un quarto Previsione Angelo. sulla affluenza per domenica, io credo che il Massino sarà sold out. sarà sold out. Ricordiamo che sono tanti telespettatori che ce lo chiedono, immagino. La partita di ritorno Pescara-Catania 14 maggio. sarà trasmessa in diretta da Telecolor. Cominceremo in chiaro. Cominceremo alle 19, 4 produzione ore di 4 ore diretta. con Patanè che potrà... Ma sappiamo già anche l'orario della partita di ritorno? io penso che Presumibilmente sì, però ancora chiaramente non è ufficiale. dovrebbe essere Angelo, alle il 20. tempo Comunque passa. saranno sempre 4 ore. Più è probabile che la partita comunque si disputi alle 20, non fosse altro perché adesso le temperature cominciano a salire e per entrambe le squadre
giocare in orario pomeridiano potrebbe essere un handicap. Ma anche perché di mercoledì pomeriggio, mercoledì insomma, pomeriggio difficile che- difficilmente che inizi alle 15. per il Catania alle sarebbe 20. meglio se si giocasse di mercoledì pomeriggio, Meno perché pubblico. ci sarebbe meno pubblico all'Adriatico. Però, Ma vabbè. penso che ci sia meno pubblico perché non è Vabbè, giornata lavorativa, negozi, insomma, Facciamo non- l'ultimo stacco. l'Adriatico, quello Padane, degli stadi, Padane, un attimo. Alessandro, che sì, Facciamo che pubblicità. abbiamo- Padane, ci sei? Sei con Sì, noi? ok. Pubblicità. A dopo. Allora, meno di un quarto d'ora prima di Intanto c'è chiudere. la comunicazione C'è la ufficiale, comunicazione ufficiale. degli orari delle partite di ritorno. Allora, alle di 20. Pescara Catania alle Si 20. comincia alle E non 19. solo, vi assicuriamo già da ora che Telecolor farà la partita non soltanto in diretta e in chiaro, ma saremo gli esclusivisti in termini assoluti, cioè non ci sarà Rai, non è una delle partite prescelte da altre network nazionali e quindi Su questo poi dobbiamo verificare, dobbiamo verificare. che non sia criptato. Feralpi Allora, fa- quello criptato c'è sempre. Allora, sicuramente. però c'è un Feralpi Crotone che ha la diretta Rai nella In partita. chiaro, stiamo parlando in chiaro, Poi solo su è normale che Telecom. se è criptato Ci mancherebbe. Allora, vediamo le grafiche. Andiamo sul Pescara. Sì, abbiamo anche la formazione del Pescara. Sì, prima guardiamo i numeri della stagione del Pescara, Sì. Sì, che andiamo a sono conoscere. sintetizzati in questa Sì, grafica. andiamo a conoscere appunto il prossimo avversario, il Pescara, che in campionato su 38 partite ha ottenuto 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte con 55 gol fatti e 35 subiti. Nei playoff ha vinto il secondo turno del girone battendo la Pianese 2-1. Rendimento interno in 19 partite, 8 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, 27 gol fatti e 16 i subiti. Attenzione al rendimento esterno. Sì. Esatto, il rendimento esterno, quindi in trasferta, in 19 partite, 11 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 28 gol fatti e 19 i gol subiti. I migliori marcatori sono Ferraris e Merola con 10 gol, Bentivegna con 7, seguiti da D'Agasso, Brosco e Pierozzi con 4 ciascuno. Vediamo anche i diffidati, che abbiamo appunto Brosco. Questo ovviamente è un dato che avevamo anticipato a inizio trasmissione. Quello che è il rendimento esterno del Pescara è un rendimento ragguardevolissimo. Abbiamo anche evidenziato prima che è la squadra di tutti e tre i gironi della Serie C in questa stagione che ha vinto più partite in trasferta insieme al Padova. 11 Mentre in su casa 19. riguardando però il Mentre in fronte- casa qualche inciampo l'ho avuto. Ricordiamo che il Pescara per una buona parte del girone d'andata è stato in testa nel girone B, poi ha avuto un crollo con una sequenza di risultati più che negativi che ovviamente hanno fatto prendere il largo all'Entella. Poi nel finale di stagione, proprio le ultime 3 partite della stagione regolare, si è ritrovato, ha vinto queste 3 partite, ha vinto la partita di playoff di ieri con la Pianese e soprattutto dagli highlights che ho potuto vedere ha giocato un primo tempo veramente di un'intensità pazzesca, dove poteva fare 4-5 gol tranquillamente. Alessandro, ti chiedono da casa se valgono soltanto i gol fatti durante le 2 partite o ci siano No, altri non tipi ci di classifica, sono non c'è, esatto, assolutamente. non c'è Il niente. numero dei gol complessivo. La In verità caso, in caso Quasi di... In parità, caso di cioè, parità di gol va passa il il turno alla Pescara. squadra testa di serie. Benissimo. va il Pescara, quindi Dobbiamo ricordare che il duo Baldini-Castagnini nel Palermo Vinse il rappresenta l'ultima volta in cui il Palermo ha giocato in Lega Pro, vinse il campionato proprio i playoff, e questo dimostra anche l'attitudine da parte di Baldini diciamo nel saper gestire la squadra in un momento particolare. I playoff sono Ma credo che una Toscano non storia sia, a parte. non sia da meno per Nei esperienza. playoff Toscano non ha mai vinto un campionato. Però arrivati in semifinale mi il pare che è problema è che uscito ai lui- rigori col Cesena contro il Lecco, Ma se il problema è ricordo che lui i bene. campionati li vince prima. Bravo. Questo è il... Bravo. la verità 4. è che là davanti ci sono Merola, Bentivegna e Ferraris. Vediamo la formazione, Vediamo, vediamo la formazione del Pescara, Là lo vogliamo davanti vedere ci in sono- grafica. là davanti ci sono quei 3 Guarda. che giocano sempre e che fanno insieme un bel numero di gol, perché Merola e Bentivegna Allora, sono 10 gol, 8 mi pare Ferraris, 10 Ferraris e Merola, esatto, 7 Bentivegna. Ma il problema è a centrocampo. Il problema sono Balzania. D'Agasso, che è tecnicamente un giocatore superiore, un giocatore che ha veramente il piede felpato, e poi Balzania che ha esperienza importante anche in Serie B, è squizzato
che è un giocatore più dinamico, giocatore che viene a copertura della difesa, un centrocampo ben assortito. Però in difesa non sono proprio dei mostri. In difesa non sono dei mostri. Hanno soprattutto Pellacani non sono... Soprattutto hanno due esterni che spingono tantissimo. Moruzzi soprattutto a sinistra, che è un 7 assist quest'anno in stagione per Moruzzi, e Plizzari che è un portiere apparentemente molto forte ma che ha delle pause. Cosa volevo un attimo? Vediamo. Il dubbio è questo, ma il girone B vale quanto il girone C? Ragazzi, sto diventando come Michele, era proprio la stessa cosa che sta... Allora, dico soltanto... Questo è il dubbio. Esatto, la mia sensazione è che più si vada verso il centro e il nord Italia, più i gironi abbiano un coefficiente di difficoltà in termini di allenamento alla bagarre calcistica. Ma io faccio una provocazione, un problema di numeri di squadre che sono competitive? Oppure un livello del campionato totale? Cioè, voglio dire, se nel girone meridionale, faccio un esempio, ci sono 10 squadre che si possono giocare la promozione in linea teorica, nel girone centrale ce ne sono 5 e in quello del nord ce ne sono 3. Angelo, è una questione secondo me di fame, no? Fame calcistica. Tu dici che è soltanto questo? È anche una, no, non dico soltanto, però è una questione di fame calcistica. Guarda la Juve Next Gen che si è ripresa soltanto nel finale di campionato, guarda l'Atalanta Juniores, guarda tutte queste squadre che difficoltà hanno quando sono impegnate negli altri gironi, perché io volevo andarmene a Feralpi, volevo fare quella la partita, perché ho vissuto, perché mi piace, perché anche l'ambiente, voglio dire, l'ambiente e mi piace il clima dello stadio, però è anche vero che il clima calcistico che si respira lì è un clima da teatro. Noi l'abbiamo fatta con Michele, Feralpi Salò Catania, no? È un teatro, vai all'operetta, stai lì, gli applausi. Io pensavo che se dovessero arrivare semmai i tifosi del Catania per una finale col Feralpi Salò, no, lì praticamente non hanno mai visto una cosa. Potrebbero arrivare anche migliaia di tifosi del Catania dal nord Italia per andare a dal nord Italia, no, dico, capisci? E allora il girone del centro Italia ha un coefficiente di difficoltà secondo me inferiore rispetto a quello del sud, e quello del nord, perché capisci come al nord Italia hanno Juventus, Milan, Inter, posso guardare c'è meno attenzione. Se tu vai a vederti una partita, per esempio Gian Erminio Clodiense, esatto, tu non hai la sensazione di giocare contro il Monopoli. Sembra un altro sport. Abbiamo l'idea. Questo non vuol dire nulla. niente. Adesso però vorrei tornare dai Posso cugini. dare un'ultimissima informazione sul Pescara e poi ovviamente andiamo dai cugini, perché dobbiamo chiudere fra poco. Il Pescara è la o una delle squadre che ha fatto più gol da calcio d'angolo in questa stagione. Quindi attenzione, occhio alle situazioni da calcio d'angolo del Pescara, e ovviamente anche il Catania ha dimostrato che su questa specificità si fa rispettare. Quindi anche sugli angoli massima attenzione. Andiamo dai cugini perché c'è la top 5. Da 8 passiamo al 4. Abbiamo ridimezzato il padanese in tutto il tempo. Vabbè, ragazzi, Ciccio, parti dal quarto. Sì. Allora, dalla pagina Instagram di Official Catania FC abbiamo l'immagine delle risultanze d'inglese e Mauro P98 scrive: trova qualcuno che ti guarda come Sturaro guarda Bobby English, in ogni foto c'è lui sullo sfondo che lo guarda innamorato. È verissimo, sempre innamorato. E sai quando c'è quelle alchimie? C'è feeling. Al terzo posto, sempre dalla pagina Catania FC, abbiamo tutti in abbraccio. Un abbraccio. Esattamente, si vede Piero Pulvirente che pubblica la foto di Toscano con uno sguardo così atipico. E Davide scrive: a Toscano stava un affocanno. E poi Peppe Cosentino: ultima ora, dagli esami strumentali mister Toscano ha riportato un'infiammazione delle 10 dita dei piedi. Nelle prossime ore sarà definito il recupero. Upistano. Sì, più o meno nella foto sì, è successo questo. Al secondo posto, alla pagina Forza Catania, continuiamo con i Santini, sempre periodo. E dopo San Bobby, Sandini, protettore delle porte. Io me li stamperei tutti questi. Sì. Bellissimo. Al primo posto? Al primo posto, sempre dalla pagina Instagram Catania Official FC, il post sul full time, quindi sul fine partita 1-0 del Catania. Uncle Matt Music scrive: vi ho mandato la fattura del cardiologo, controllate la mail. Davide Scordo dice: Dini sia la mia vita proprio. Si continua su questo andazzo con Lauretta Gangemi che è Dini sessuale.
Paolo Finocchiaro scrive inglese e Dini, genitore 1 e genitore 2. Sì, Esatto. sì, sì. Adriano Colletta tagga anche Andrea Dini e Inglese, sono gli unici due uomini a farmi godere più di una donna. Si va questo. Si va sul poetico. Dini, se avessi avuto le tue mani mi sarei chiamato Michelangelo. Addirittura. Si continua con la poesia? Poi Andrea Sauca scrive Dini si meglio dai cipollina. Sì. Esatto. E Chiude. Rini 99 CT. Dini, se avessi a Nasoru, la facessi maritare solo più quando a te non sicuro. Grande, sicurissimo. Con quelle mani Esatto. la protegge. Bene. La protegge. Ragazzi, ci fermiamo un attimo perché vorrei andare da Giulia, magari sentiamo qualche altro messaggio da casa. Sì, qualcuno scrive: tempo fa qualcuno mi ha detto che un attaccante come Lescano e Patierno il Catania se li sognava. Mi sa che chi me l'ha detto non ne capisce niente di calcio, perché Inglese vale tutti e due messi insieme. Poi Dico, ad averne uno dei due insieme a Roberto Inglese. Ne abbiamo montato. È giusto. E vedrai. Averne. Vedrai. Poi si Continuiamo. chiedono che ne pensate di Menez, perché a me sembra un po' pigro, da catanista a Ci 46. aspettiamo molto di più dai Menez, perché lo sa fare e lo può fare. Buonasera, come mai Toscano quando deve sostituire Inglese fa entrare Montalto e non De Paoli? Per ascoltare Alessandro Vagliasini, la formazione gliela fa Vagliasini, prima o poi Vagliasini deve arrivare là. Lui gli passa il pezzino dalla tribuna stampa e Glielo lancia praticamente. Intanto ieri sera sopra la nostra postazione c'era Gabriel Lunetta insieme a Come sta? Daniele Faggiano. si è proprio divertito. Come sta? Era ottimista, mi ha detto non è nulla di grave, quindi pensa e spera di poter recuperare presto. Abbiamo Dopo Lautaro censurato, Martinez tutto può succedere. Esatto. Questo è anche vero. Allora, abbiamo censurato delle immagini di Faggiano dopo l'esultanza del gol di Roberto Inglese, soprattutto dopo che Dini ha parato il calcio di rigore, che sono significative del modo gruppo. in cui Faggiano Senso di gruppo. vive questi momenti e vive il gruppo rossonero. due messaggi, ultimi due. Due messaggi. Io sono soddisfatto del sorteggio perché se si vuole andare avanti bisogna battere certe squadre, quindi testa bassa e pedalare, che si chiami Pescara, Vicenza o Ternana, lo scrive Fabio Laferre. Un ultimo messaggio. Un ultimo messaggio. Buonasera, forse abbiamo oltre la squadra un ingrediente importante per andare avanti, la fortuna, che ieri ci girava lontano. Da Carmelo. L'urna oggi non mi è sembrata molto fortunata, ma comunque va bene così. Va bene così, sul campo, parliamo di campo noi in Certo, questo certo. momento. Diciamo Ma anche così. l'urna guarda che ha un peso. Un pezzo sicuramente. Allora, grazie a Giulia. Grazie a voi, grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo, Giulia, ovviamente per Diretta Stadio, certo. ci rivediamo domenica, cominciamo alle 19:30 e seguiremo poi Catania-Pescara dal Massimino. Grazie all'Angelo Micale. Grazie a voi. Sai che succede lunedì nel caso in cui no? Vabbè, lunedì non succede nulla, perché lunedì poi ci sarà l'altra No, partita. si interrompe il certo. fluido. No, perché prima all'inizio aveva detto ci rivediamo giovedì. No, lui ha ripetuto la formuletta magica Con il di... cagnolino, mica posso trattare Micale da cane. Io lo posso fare. Non ne posso più. Micale è Mary, no? Basta, Micale va bene. Micale. Possiamo dirvelo una cosa? Cosa dobbiamo Che dire? abbiamo un super tifoso che ci segue da tanto lontano. Salutiamo. Carlo Breve, ieri si è guardato alle 4 di notte la partita del Catania. Stamattina il suo primo pensiero erano Lo colleghiamo lunedì. e allora Lo colleghiamo lunedì, Carletto, dalla Cina. esatto, vive in empatia totale prima della partita. Tra poco ci sfuma. Addio. Bene. Grazie Alessandro Vagliasini. A voi, buona serata. Vorrei andare dai cugini. Ciao a tutti, Buona serata, buona serata, ci vediamo lunedì con voi per Corner. Intanto ricordo che domani pomeriggio, non domani sera, alle 14:30 c'è preview con Marco Carli per presentare la partita con il Pescara, e poi ci ritroviamo con Diretta Stadio domenica e chiaramente lunedì saremo di nuovo Anteprima qui. e corner. Anteprima, facciamo la completa lunedì, anteprima e corner. Grazie Intanto a tutti. la differita, ora. E la differita adesso arriva con il commento di Marco Carli. Grazie a tutti.